Prima di tassare bisogna vedere di risparmiare eventualmente dalle spese superflue o che non esattamente sono utili. E quindi un ragionamento da fare però sicuramente, perché restituire il potere d'acquisto ai pensionati e ai lavoratori è qualcosa che il governo ovviamente è in agenda. Preservare e rilanciare la capacità di spesa delle famiglie, strette tra caro bolletta e inflazione record. Il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Venezia per il Salone Nautico conferma quella che è la priorità del governo, rappresentato in giornata con una presenza silenziosa anche dal super ministro all'economia, il bellunese Franco. Prima quindi c'è da tagliare cosa Giorgetti lo indica espressamente. C'è una pletora di bonus che forse andrebbero un po' disboscati, usiamo questo termine qua, valutando quelli che sono effettivamente utili e quelli che non lo sono. Resta poi il tema degli stipendi fermi mentre i prezzi al consumo galoppano. Attenzione però, dice Giorgetti, a non innescare pericolosi effetti domino. Quando si parla di riduzione del cuneo fiscale si fa riferimento esattamente a questo. Bisogna stare molto attenti a non far ripartire una spirale inflazionistica che sarebbe devastante. Abbiamo già conosciuto questi fenomeni negli anni 70-80, dobbiamo evitare di ripetere gli errori. Già i salari, con il record negativo segnato proprio dal Veneto sulla base di un recente studio dell'INPS. 21.500 euro la retribuzione lorda pro capite media l'anno, migliaia di euro in meno rispetto ad altri territori. Un dato per certi versi eclatante che si potrebbe in parte spiegare con il ricorso al nero e che sta infiammando il dibattito. Su questo interviene lo stesso presidente Zaia chiedendo una valutazione che vada al di là dei singoli numeri. Bisognerebbe vederli perché è come quando si parla di dati della sanità, si guardano delle statistiche. Io che ho fatto statistica all'università mi hanno insegnato, il mio professore diceva sempre: gli italiani mangiano mediamente un pollo all'anno, poi c'è chi ne mangia 10 e chi non lo vede mai. Numeri che parlano, stando anche all'ultimo report della Fondazione Nord-Est, di un Veneto meno attrattivo per i giovani di quanto siano Lombardia ed Emilia-Romagna. Io vedo i dati, abbiamo un PIL di 180 miliardi di euro, ovviamente gli stipendi devono essere adeguati poi al costo della vita, questo è poco ma sicuro. E voglio solo ricordare a chi dice queste cose che in questa regione unica in Italia non si paga l'addizionale IRPEF, quindi non preleviamo dalle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno e questo accade da 12 anni. Dobbiamo lavorare assieme, è un percorso che dobbiamo continuare a fare, ad esempio adesso c'è questa grande operazione anche con Univeneto e quindi con l'università, ma dire che il Veneto non è attrattivo vuol dire non conoscere i dati.